Nel 1991 vedeva la luce la legge 381, norma costitutiva del cosiddetto terzo settore che disciplinava il mondo delle cooperative sociali. Un mondo che oggi, a 25 anni di distanza, si interroga sulla propria storia con un convegno organizzato a Castelfranco Veneto, dove proprio nel 1991 veniva fondata la cooperativa L'Incontro, cooperativa sociale nata con l'obiettivo di dare una risposta nel territorio in termini di riabilitazione e di inclusione sociale alle persone con problemi di salute mentale, all'epoca ospitate nelle case di riposo. Lo spirito del 381 era proprio la programmazione territoriale dei bisogni per i più deboli. A quel tempo cooperative sociali a Castelfranco non ce n'erano, però c'era una richiesta del territorio che in qualche modo si avviasse un'esperienza di cooperazione sociale direttamente nel territorio. Da subito, nel momento che ci siamo messi a lavorare nella riabilitazione nell'area della salute mentale, abbiamo deciso di lavorare per riuscire a rispondere ai bisogni di queste persone attraverso il lavoro. E quindi da subito siamo stati obbligati a inventare le prime cooperative di inserimento lavorativo. La cooperativa L'Incontro è il nucleo fondativo di quello che nel 2002 divenne il Consorzio in Concerto, rete di cooperative sociali di cui 5 di natura socio-assistenziale e 15 di inserimento lavorativo. Una realtà di riferimento non solo per l'area castellana ma per tutto il terzo settore, in grado di offrire lavoro a quasi 1500 persone, di cui il 73% donne e quasi l'87% assunto a tempo indeterminato, con un fatturato annuo di 60 milioni di euro. È un'esperienza quasi unica, sia per le dimensioni che ha raggiunto, perché comunque è diventata la principale impresa della Castellana, sia per la capacità di coniugare A e B che si è inventata, cioè dove si entra nella cooperativa che fa laboratorio, che rimane una cooperativa di servizi, e poi se il lavoratore è in grado o è ritenuto in grado di andare oltre, di andare fuori, lo si accompagna, lo si mette nella B, sia come coesione fra diverse cooperative. Questo è un consorzio dove la coesione, la solidarietà fra cooperative è la cifra del consorzio, cosa che non è esattamente la stessa in quasi tutti gli altri consorzi. Una missione sociale portata avanti non solo con l'assistenza, dove il Consorzio nel solo 2015 ha gestito 790 utenti e altri 2.870 per assistenza domiciliare, ma soprattutto attraverso percorsi di inserimento lavorativo progettati insieme alla pubblica amministrazione e anche nel settore dei servizi e dell'industria, dove lo scorso anno le cooperative castellane hanno fatturato rispettivamente 15 e 9 milioni di euro. Un modello di collaborazione con il privato intrapreso anche da aziende ad alto tasso di eccellenza e innovazione, come la veneziana Foscarini, specializzata in illuminotecnica. Noi ci occupiamo di design nell'illuminazione, vendiamo in 88 paesi nel mondo, esportiamo l'83% di quello che fatturiamo e ad aziende come la cooperativa Incontro chiediamo di collaborare nell'assemblaggio dei nostri prodotti. Il valore aggiunto è quello legato alla capacità delle persone di lasciarsi e di volersi coinvolgere in quello che fanno riconoscendoci. Questo potrebbe essere un punto debole dello schema che ho citato prima di essere un'azienda senza fabbrica, ma quando si tratta di cooperativa di persone si riesce a sopperirci meglio.